non so che alcuni di voi ragazzi o ragazze... Sono stati 172 diciottenni che questa mattina, nella tensostruttura dei giardini estensi, hanno ricevuto la tessera elettorale e una copia della Costituzione. 30 gli stranieri che hanno partecipato, ricevendo la Costituzione. Una festa perché, come ha sottolineato il prefetto Salvatore Pasquariello, la Costituzione e la tessera elettorale sono distintivi che segnano l'ingresso nel mondo degli adulti. La festa dei diciottenni è una tradizione iniziata 7 anni fa con il primo mandato del sindaco Galimberti, che si propone di accompagnare i ragazzi in un passaggio importante della vita, un momento fondamentale ed incisivo per la comunità, ha detto il sindaco Galimberti, in cui il cittadino inizia a esercitare il diritto di voto e l'impegno nel diritto di studio, del lavoro e in tutto quello che la società offre. Durante la cerimonia, la professoressa di storia dell'Università dell'Insubria Katia Visconti ha ripercorso la genesi della nostra Costituzione, un documento che rappresenta le regole più alte di convivenza di una comunità e i diritti e doveri della convivenza civile.